Oggi un video diverso, sì, perché è arrivato il momento di svelarvi quando è nato e come è nato il clan Porzio. Antonio Porzio ed Auber Lucia, mio padre e mia madre, si sposano nel lontano 1974. Da quel matrimonio nascono 3 figli maschi: Enrico, Gianluigi e Emanuele. Mio padre, semplice dipendente di una nota pasticceria napoletana, mia mamma casalinga, famiglia monoreddito. E quindi come si campava? Il clan Porzio? Non ancora, aspetta. Andammo a vivere da mia nonna in una casa popolare, almeno si abbattevano i costi del fitto e delle utenze. E non solo, mio padre decise di andare a fare il secondo lavoro nella pizzeria di mio zio. Quante ore lavorava mio padre? E chi lo sa, non lo vedevamo mai, ma non ci ha fatto mai mancare niente e per questo lo ringrazierò sempre. Allora a 12 anni decisi di aiutarlo, sì, iniziai ad andare anche io in pizzeria, guadagniamo poco, ma all'epoca tutto faceva brodo. 2 anni di gavetta, iniziavo a guadagnare sempre di più e a 17 anni decisi di lasciare i miei amici, la mia famiglia, la mia città per andare a lavorare fuori. Ho 2 anni di grandi sacrifici, ma 2 anni che mi sono serviti tanto, mi hanno reso più responsabile, mi hanno formato e soprattutto mi hanno reso consapevole di aver imparato un vero e proprio mestiere. Ritornai a Napoli ed iniziai a lavorare in uno dei locali più belli della mia città, la Reginella a Posillipo. Furono 4 anni incredibili, indimenticabili. Guadagnavo tanto, ma soprattutto facevo il mestiere che mi piaceva fare. Purtroppo però i miei fratelli non lavoravano, mio padre perse il lavoro e soprattutto si ammalò. E allora cosa faceva? Il clan Porzio. E no, aspetta, non ancora. Decisi di ridare dignità a tutta la mia famiglia. Investii i miei risparmi tutti in un piccolo locale del nostro quartiere, 30 metri quadrati, in quelle che all'epoca era semplicemente una piccola pizzeria da sport. Lampo 2. In questa piccola pizzeria iniziamo a lavorare tutti. Io, mio padre, i miei fratelli, mia mamma e in seguito anche mia moglie e le mie cognate. I miei fratelli impararono un mestiere e mio padre ritornò ad essere occupato. Almeno non si sentiva inutile. In effetti però le cose non andavano bene. Il lavoro era poco e le persone che lavoravano dentro erano assai. Mio padre si ammalò ulteriormente fino al punto di morire. E mo cosa facevo? Il clan Porzio. E no, aspetta, non ancora. Fu un periodo triste di rassegnazione e anche di problemi economici, ma fu proprio a quel punto che ci siamo rimboccati le maniche e dopo un duro lavoro, sacrifici e anche tante mancanze, il nostro locale, la famosa Lampo 2, iniziava a dare magnifici risultati. E allora, fratelli miei, allarghiamoci, ristrutturiamo il locale e lo dotiamo di una saletta interna con 40 posti a sedere. Veniva gente da tutta Napoli. Siamo ancora piccoli. Seconda e terza pizzeria sulla stessa via. Che soddisfazione. Un giorno poi, per puro caso, ho incontrato quelli che sono i miei attuali soci. Attenzione, soci, non investitori, quelli del clan appunto, come li chiamate voi. Ma quale clan? Un avvocato, un dottore, un commercialista e un ristoratore. Enrico, che facciamo? Vogliamo continuare ad allargarci? E allora nascono Aves, il Vomero e Salerno. Arriva poi la pandemia che sembra mettere fine a tutti i nostri piani di sviluppo e di crescita. Una grande crisi economica. E allora cosa fa? Il clan Porzio. No, aspetta. Non ancora! Enrico Porzio si mette sui social e accresce la sua popolarità. 2 milioni di follower e 16 pizzerie, tutte a gestione diretta in tutta Italia. Oggi col gruppo Porzio lavorano centinaia di persone. Decine sono i ragazzi a rischio che abbiamo assunto e abbiamo tolto dalla strada e numerosi quelli con disabilità che si sono integrati alla grande. E se avessi qualcosa da nascondere, sarei così stupido da espormi in modo pubblico sui social. Le vostre allusioni, insinuazioni, provocazioni mi danno fastidio semplicemente per i miei figli, ai quali spesso viene chiesto: ma tuo padre o tuo zio è un camorrista? E invece no, sono un lavoratore, un pizzaiolo, anzi, come amo definirmi io, un pizzatore, metà pizzaiolo e metà imprenditore. È inutile nasconderlo, la camorra esiste, e come chi, pure un camorrista sa da saper fare, ma io non lo so fare.